Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, oggi mercoledì 8 luglio 2026. In apertura la sicurezza. Matteo Salvini ribadisce che non è propaganda, ma primo dovere dello Stato a partire dal governo dell'immigrazione. Poi lo scenario internazionale, con Trump che colpisce l'Iran e mette NATO ed Europa davanti alle proprie esitazioni. Spazio anche alla posizione di Claudio Borghi, difesa sì, ma senza nuove austerità per cittadini e famiglie. In Parlamento avanzano autonomia e riforma della polizia locale per dare più poteri ai territori. Sul fronte infrastrutture, la Lega rilancia il corridoio Trieste-Belgrado e la riqualificazione di Roma-Urbe. Infine, lo scontro sulla vigilanza RAI con le opposizioni che alzano il livello dello scontro istituzionale. Questi i titoli, restate con noi, il giornale comincia adesso. Salvini, sicurezza non propaganda. Immigrazione, lo Stato deve scegliere. Salvini rimette ordine nel vocabolario politico. La sicurezza non è propaganda, non è una fissazione della Lega, non è una percezione da liquidare con sufficienza. È uno dei primi doveri dello Stato. Su Avvenire, il vice premier scrive che un paese deve sapere chi entra, far rispettare le leggi e contrastare l'illegalità. Governare l'immigrazione, dice, significa scegliere. Se un cittadino ha paura in strada, sui mezzi o sotto casa, la politica non può rispondergli con prediche. Deve garantire presidio, regole, legalità. Salvini parla al paese reale, che chiede sicurezza senza scusarsi. La Lega torna a confini, ordine, responsabilità. Trump attacco all'Iran. NATO ed Europa in contropiede. Trump colpisce l'Iran e scuote la NATO. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi iraniani dopo gli attacchi alle navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per il CENTCOM è una risposta alla minaccia contro una rotta decisiva per energia, commercio e navigazione. Trump non si limita ai comunicati, reagisce. Ad Ankara si apre il fronte europeo. Il presidente americano accusa Francia, Germania, Italia e Regno Unito di non aver aiutato Washington sull'Iran. Su Meloni usa toni non ostili, ma duri. La premier parla di rapporti cordiali. Salvini invita a evitare polemiche. Il nodo resta. L'Europa vuole l'ombrello americano, ma tentenna quando deve decidere. Difesa sì, tagli no. Claudio Borghi contro l'austerità. Difesa sì, austerità no. Claudio Borghi mette il dito nella ferita del vertice NATO. La Lega non è contro le spese per la sicurezza, perché la difesa è sovranità, ma non accetta il trucco europeo. Per tasse, pensioni, sanità, energia e famiglie valgono vincoli. Per missili, armi e debito europeo spunta la flessibilità. Borghi lo dice chiaramente. Il cittadino non lo comprende e non lo tollera. Se Bruxelles dice che i soldi non ci sono per gli italiani, non può poi scoprirli solo per il riarmo. La sicurezza vera è anche nelle strade. Più poliziotti, carabinieri e presidio. Difendere l'Italia significa difendere gli italiani. Ora più poteri ai territori. Autonomia e polizia locale per i cittadini. Mentre la sicurezza torna al centro, in Parlamento si muovono dossier concreti. Autonomia e polizia locale. Al Senato sono all'esame gli schemi d'intesa tra governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sul tavolo anche la riforma della polizia locale. Tradotto, meno centralismo romano, più responsabilità ai territori, più strumenti a chi amministra città e comunità. Autonomia e sicurezza sono la stessa idea di Stato vicino ai cittadini. Chi vive un territorio conosce meglio problemi e soluzioni. La linea è chiara. Regioni più forti, comuni più attrezzati, polizia locale più incisiva. La Lega costruisce. Infrastrutture essenziali. Questo è sviluppo. Non solo sicurezza e immigrazione. Salvini porta avanti anche le infrastrutture, collegamenti, porti, merci, lavoro. A Belgrado, il ministro ha rilanciato il corridoio ferroviario Trieste-Belgrado,
con l'Italia a capofila di un progetto che coinvolge Italia, Slovenia, Croazia e Serbia. Una rotta merci verso Trieste, Balcani ed export. Poi Roma Urbe. Nuovo terminal, scalo riqualificato, mobilità regionale e collegamenti territoriali. Notizia meno clamorosa, ma concreta. Il punto è questo. Mentre altri fanno convegni, la Lega prova ad aprire cantieri e collegare territori. Meno ideologia, più infrastrutture. Meno burocrazia, più Italia che si muove. RAI, allarme a sinistra. Vigilanza, è scontro sui nomi. Sulla vigilanza RAI, le opposizioni scelgono la trincea. Dopo la richiesta dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, di indicare i nomi per ricostituire la commissione bicamerale, il campo largo risponde con una lettera dura e annuncia che non darà nominativi. Dal Movimento 5 Stelle arriva perfino l'accusa di possibile golpe parlamentare. Attenzione, è l'accusa delle opposizioni, non un fatto. Il copione è noto. Quando governa il centrodestra, ogni passaggio istituzionale diventa emergenza democratica. Se una procedura non produce il risultato gradito, si grida all'occupazione. La maggioranza valuta come far ripartire la vigilanza. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Italia e Stati Uniti. I legami sono tanti. Ridurre tutto al cattivo Trump è propaganda. Mentre molti si fermano ai toni di Donald Trump contro Giorgia Meloni e gli alleati europei, Paolo Annoni, sul sussidiario.net, invita a guardare il conto vero. Il rapporto tra Italia e Stati Uniti non è simpatia personale o frasi ruvide. È gas, truppe, basi, dollaro, sicurezza energetica e stabilità finanziaria. Annoni parla di dipendenza multipla dagli USA. L'Italia può irritarsi per Trump, ma compra gas americano, vive sotto l'ombrello militare americano e resta in un sistema finanziario centrato sul dollaro. Nel 2025 il gas statunitense ha coperto il 15% delle forniture italiane e nel 2026 potrebbe arrivare a quasi un quarto. Ecco perché Trump non va demonizzato, va capito. È scomodo e ruvido, ma costringe l'Europa a guardarsi allo specchio. L'interesse nazionale si difende con forza negoziale, autonomia energetica e presenza nel Mediterraneo. Salvini, i meriti del capitano. La Lega non si archivia, evolve. Matteo Salvini non si archivia, con un sondaggio difficile, una tensione interna o il solito funerale celebrato dai salotti. Vittorio Feltri, sul Giornale, lo dice con chiarezza. Salvini ha dei meriti che sono innegabili. Il primo è storico. Ha preso una Lega radicata soprattutto nel nord e l'ha trasformata in forza nazionale, portando il simbolo da Bolzano a Palermo senza cancellarne l'identità. Questo oggi pesa ancora di più. Salvini torna a parlare di sicurezza e immigrazione non da commentatore, ma da leader che su quei temi ha pagato un prezzo politico, mediatico e giudiziario altissimo. Il caso Open Arms è il simbolo di quella stagione. Anni di esposizione e processo conclusi con un'assoluzione. Gli errori possono esserci stati, ma non cancellano la storia. Per milioni di italiani la Lega resta identificata con Salvini. Confini, sicurezza, autonomia, territorio. Chi pensa di liquidarlo come capitolo chiuso non capisce che Salvini ha incarnato la trasformazione nazionale del partito. E oggi, con la sicurezza al centro, quella storia parla al paese reale. Si conclude l'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e a domani, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. A presto! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con